150 € è quanto raccolto da Valentina Vedovato, dalla sorella Marta e da mamma Dina, cotitolari del Bar Mexico di Lutrano di Fontanelle. Qualche anno fa, prendendo spunto da un'iniziativa simile di un altro locale della marca, hanno deciso di multare i clienti che si lasciavano andare ad imprecazioni. Così, per sensibilizzare le persone che abbiano magari un dialetto un po' meno scurrile, cerca un attimo di tenerli un po' in riga, ecco, diciamo così, fargli notare un po' di più quando parlano di tenersi un po' di più il contegno. Quando un avventore scivolava in una bestemmia, scattava per lui la sanzione di €1. È proprio il simbolo che richiama questa cosa, ecco. Il ricavato di questa iniziativa è stato donato ora in beneficenza alla locale associazione La Fonte. Aiutano un po' gli anziani, fanno del bene, ecco. E siccome è sempre comunque un'associazione del paese, cerchiamo sempre di stare, di dare la possibilità di aiutare i nostri vicini. La cassettina resterà al suo posto, continuando a raccogliere le multe. È simpatico perché comunque ogni tanto c'è qualcuno che passa di passaggio, legge il cartello, fa le foto e ci ringraziano e ci fanno i complimenti per questa scelta.